Giornate di Sicilia 24, ondate di calore da bollino rosso oggi in 23 città, tra le quali Catania, Messina e Palermo, con Caronte che decisamente non lascia tregua al sud. La punta massima raggiunta oggi a Licata con 46,3 gradi. Sentiamo però Simona Mazzone. La Sicilia sempre più infuocata, Caronte non lascia tregua al meridione con i 46 gradi attesi in queste ore e se da giovedì l'ondata di caldo si attenuerà al nord, al sud e sulle isole si verificherà un nuovo e graduale aumento, soprattutto nel weekend. Bollino rosso oggi in 23 città, in Sicilia a Catania, Messina e Palermo. Durante i prossimi giorni, fino a metà della prossima settimana, masse d'aria molto calde provenienti dal deserto algerino andranno ad interessare l'isola. È atteso pertanto un nuovo aumento delle temperature, specie agli inizi della prossima settimana, tra lunedì e martedì, quando il termometro potrà portarsi fino a 45-46 gradi nelle zone interne tra Ragusano, Nisseno, Ennese, Agrigentino e Siracusano. La notizia che in questi giorni sta appassionando i curiosi del web riguarda il noto record detenuto dalla Sicilia che l'8 agosto di 2 anni fa ha fatto registrare nel Siracusano un picco delle temperature di 48,8 gradi e che si prevedeva potesse essere battuto in questi giorni. Le attuali proiezioni modellistiche evidenziano la possibilità che tale record potrebbe essere battuto proprio tra martedì e mercoledì della prossima settimana. E ieri in Sicilia 10 stazioni della rete SIAS a Mazara del Vallo, Piazza Armerina e alcuni centri dell'Agrigentino hanno battuto il record di temperatura massima della loro serie, iniziata nel 2002. Intanto, per fronteggiare eventuali rischi dovuti all'ondata di calore, il comune di Catania ha attivato il COC di protezione civile per le giornate di oggi e domani con il numero 095 48 40 00 da contattare H24 in caso di emergenza. E con il grande caldo, come sempre purtroppo, ci ritroviamo a parlare di incendi. I vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati in un incendio nella zona di Montelepre lungo la circonvallazione a protezione del bosco. Altri roghi sono divampati nella zona di Cerda, Partinico, nei pressi del lago Poma. Le alte temperature di questi giorni e le azioni sconsiderate di qualcuno la causa degli incendi che hanno divorato ettari di macchia mediterranea e di sterpaglie. Ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco. La cronaca in chiusura del nostro telegiornale, vasta operazione antidroga della polizia tra le province di Trapani, Palermo, Napoli e Siena. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno azzerato un'organizzazione criminale che da anni gestiva un'importante piazza di spaccio in alcuni edifici popolari del rione Palme di Trapani. La droga, come vedete, viaggiava anche nascosta nel doppio fondo di un'auto che funzionava con un sistema elettrico azionabile con un magnete. Ecco, i 17 i provvedimenti cautelari. Il gruppo utilizzava vedette, sistemi di videosorveglianza e grate in ferro per evitare l'irruzione delle forze di polizia. Chiudiamo con una brutta notizia: è morto a Roma dopo una breve malattia il giornalista Andrea Purgatori. Aveva 70 anni, autore di inchieste, reportage di successo, era apprezzato dal pubblico siciliano. Per anni si era dedicato con tenacia a squarciare il muro di gomma che impedisce la scoperta dei colpevoli della strage di Ustica del 1980. Alla famiglia giungano le condoglianze della nostra emittente. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.